Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2-3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Buonasera, edizione flash del nostro info-friulitv.net. Un totem ligneo con indicanti i chilometri che separano Trieste dalle capitali dei paesi di provenienza dei migranti che giungono in Italia attraverso la rotta balcanica e quanto è stato installato nel piazzale antistante la sede di Fernetti della Polizia di Frontiera e che oggi è stato inaugurato durante una cerimonia per ricordare la strada percorsa da chi arriva. L'ICM SPA di Vicenza, quale capofila della ATI con Cimolai di Pordenone, si è aggiudicata il contratto per la costruzione del nuovo centro visitatori del CERN di Ginevra, finanziato da FCA e firmato da Renzo Piano. L'auditorium sarà dedicato a Sergio Marchionne. La commessa ha un valore di 54 milioni di euro. Una città di poesia, Umberto Saba e Trieste nelle parole del poeta e del nostro tempo. È il titolo del doc videoproduzione firmata da Fondazione Pordenone Legge, che sarà diffusa in anteprima nell'ambito del premio Umberto Saba Poesie nella mattina di venerdì 18 nei canali YouTube e Facebook di Pordenone Legge. Il video è una sorta di racconto per immagini dedicato anche all'attualità del fare poesia nel nostro tempo e soprattutto in una città di confine, crocevia di culture, tradizioni e stili di vita. Il mondo dell'agricoltura è un mondo complesso e diversificato a cui da qualche anno tornano ad avvicinarsi molti giovani con progetti interessanti, idee nuove, preparazione e attenzione del territorio e all'ambiente, oltre che con voglia di prendersi spazi e responsabilità in una realtà che troppo spesso non sostiene abbastanza il loro impegno. A testimoniare il ringiovanimento del comparto primario sono sicuramente i numeri. Negli ultimi 4 anni le imprese under 35 del settore, anche se non numerose in termini assoluti, sono le uniche a essere aumentate di circa il 13,5% e rappresentano da sole il 12,4% di tutte le imprese under 35, secondo le rilevazioni del centro studi della Camera di Commercio di Pordenone Udine.
Andiamo a chiudere questa edizione con i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. Sono stati rilevati 779 nuovi contagi, l'8,12% dei 9.594 tamponi eseguiti e 30 decessi da Covid, a cui si aggiungono altre 10 persone decedute tra il 25 novembre e il 14 dicembre. Continuano a calare i ricoverati in terapia intensiva, oggi pari a 54, ieri 56, e quelli presenti in altri reparti che si attestano a 634, ieri 654. Diminuiscono anche le persone in isolamento, che risultano essere 13.063. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 42.099, alle quali si aggiungono 517 da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano 14.360, i decessi complessivamente 1.339, i totalmente guariti 26.400, mentre i clinicamente guariti 609. Con questo è tutto, vi ringraziamo per la visione e l'ascolto e vi diamo appuntamento più tardi per Linea Notte. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay.